Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di Prealpina.it. Striscioni di protesta questa mattina davanti al tribunale di Busto Arsizio. Ad affiggerli è stato il gruppo che si autodefinisce Assemblea Popolare di Busto Arsizio. Nei volantini distribuiti dai componenti del collettivo si legge che a uno di loro sarebbe stata notificata la richiesta di sorveglianza speciale della durata di 3 anni da parte della Procura e della Questura Bustocca. L'approvazione della richiesta implicherebbe il divieto di partecipare a eventi pubblici come manifestazioni e assemblee. Per gli inquirenti l'uomo sarebbe stato il leader durante le varie manifestazioni di protesta, mentre secondo il gruppo l'assemblea non ha né leader né capi. Prossimo presidio sul tema programmato il 15 giugno davanti al Tribunale di Milano. E compie 50 anni il secondo reparto volo di Milano Malpensa. È in corso di svolgimento la cerimonia con le più alte cariche della Polizia di Stato e il questore di Milano Giuseppe Petronzi. Si tratta del servizio aereo della Polizia di Stato, attivo dal 1972, che ha la sua base operativa a Case Nuove di Sommalombardo, a ridosso delle piste dello scalo della Brughiera. Andiamo a sentire le parole del comandante Luca Nardiello. Oggi festeggiamo 50 anni dalla costituzione del reparto, è un reparto leggendario, è un reparto che ha svolto tantissime missioni importanti sul territorio non solo lombardo ma sulle 4 regioni che gestiamo, che sono appunto la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, e oggi è il nostro 50° compleanno e siamo tutti molto felici e motivati di esserci. Mattinata di incidenti nell'Alto Milanese. A Canegrate un braccio meccanico di un camion è stato staccato di netto. È il risultato dell'ennesimo incidente dovuto alla scarsa altezza, appena 4 metri, del sottopassaggio ferroviario di Via Novara. Il fatto è avvenuto poco dopo le 10. Un mezzo pesante stava transitando lungo la via in direzione di Busto Garolfo, ma il conducente non si è avveduto delle reali misure del passaggio. Il braccio ha così urtato violentemente contro la base del ponte ferroviario, tranciandosi e andando a cadere a pochi centimetri da una vettura che sopraggiungeva. Strada chiusa e traffico bloccato. A Cerro Maggiore invece incidente tra un furgone e una motocicletta alle 7:30 in via San Pio X, in direzione della frazione di Cantalupo. Un centauro 29enne è rimasto gravemente ferito, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. E parliamo sempre di incidenti stradali, ma di tutt'altro genere. Questa mattina a Brinzio alle 7:30 un automobilista in transito sulla provinciale 62 si è visto sbucare dai boschi all'altezza del cimitero un capriolo e non è riuscito a evitarlo. L'animale è morto sul colpo, il leso invece è il conducente del veicolo, una Subaru, molto danneggiata nell'urto. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Luino. La carcassa è stata poi rimossa dalle guardie del Campo dei Fiori. E chiudiamo con una nota di Società Autostrade. È stata annullata la deviazione obbligatoria dalla 8 Milano Varese sulla 9 Lainate Como Chiasso, prevista dalle 23 di domani sabato alle 7 di domenica mattina. Chi farà serata a Milano, insomma, potrà tornare a casa, si spera, senza grandi inconvenienti. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con le informazioni di Prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!